Si era reso irreperibile dopo che i carabinieri avevano arrestato tutti i componenti della banda dell'Abbraccio nel maggio scorso. Si era rifugiato a Newcastle nel Regno Unito e pensava di averla fatta franca. Invece gli uomini del comando provinciale di Venezia seguivano tutti i suoi movimenti, aspettando un suo passo falso. E l'uomo è caduto in trappola. Stava rientrando a Treviso con un volo da Edimburgo assieme ad una persona, ma al suo arrivo ha trovato i militari ad aspettarlo, che gli hanno messo le manette ai polsi. E con Adrian Constantin, 27 anni, e ultimo componente della banda di romeni, si stringe il cerchio attorno ai 10 complici, diventati il terrore dei cittadini, che con la scusa di un abbraccio, nome da cui ha preso nome l'operazione, sfilavano preziosi Rolex e gioielli. Per gli investigatori la banda era riuscita a mettere a segno circa un centinaio di colpi, tutti con la tecnica del finto abbraccio, che disorientava l'ignara vittima che si trovava senza più l'orologio, anelli e catenine.